Brexit dall'Unione Europea, l'Inghilterra è ormai fuori. Dall'altro giorno i festeggiamenti dall'altra parte del Canale della Manica, era la notte del 31 gennaio. Una data storica che però al momento, dicono gli esperti, non modifica lo stato dell'arte. Ci vorrà almeno un anno fatto di accordi e trattati che andranno a regolare la vita di persone, merci e aziende che avranno a che fare con l'Inghilterra di Boris Johnson. Ma intanto dubbi e timori non mancano in casa vicentina, dove l'export è il volano dell'economia, lo sa bene la Confartigianato. È un impatto importante, 3 miliardi e 7 di export verso il Regno Unito, è il quarto paese dopo Germania, Francia e Spagna ed è assolutamente un paese con il quale c'erano dei rapporti avviati da decenni. La grande preoccupazione è quella che sicuramente ci saranno dei costi aggiuntivi per chi opera da un punto di vista commerciale esportando in quel paese, perché ci saranno sicuramente dei costi doganali. Dal 1° di febbraio il Regno Unito è una zona extraeuropea, per cui ci saranno sicuramente delle gabelle doganali, piuttosto che di costi di logistica, piuttosto che tutta un'altra serie di tasse che potrebbero essere applicate, non ultimi i dazi. Ancora una volta la palla in mano alla politica, deputata a trattare nei prossimi 11 mesi le nuove condizioni. Chi andrà a trattare dei nuovi rapporti commerciali, perché questo si deve fare ex novo, abbia la sensibilità, la potenza e la capacità di andare a limitare appunto tutte queste gabelle.